Benvoludis e benvenuti. In questo video vi daremo un problema con soluzione relativo a corrente elettriche continue. Un fil di ramp ha le lungo 92 cm e ha un diametro di 0,18 mm. Il filo è collegato a un generatore di tensione che fornisce una differenza di potenziale di 1,2 volts. Chiate l'intensità di corrente che passa per il filo di ramp. Per risolvere questi esercizi ho anche a disposizione una tabella, queste che vedete qui, relative alla resistività dei materiali riportati. Dal momento che il nostro filo è fatto di ramp, il valore che ci interessa è quella di resistività del ramp, che gli accompagna a 1,7 per 10 manco il watt ohms per metro. Ci rincomiamo le informazioni rilevanti in tal test dell'esercizio. La prima informazione importante è la lunghezza del nostro filo, le clamarin L, e ha un valore di 92 cm che scritto in metros al fa 0,92 metros. O conosciamo il valore del diametro del nostro filo, dunque il nostro filo sarà fatto così, e dunque avrà una sezione circolare. Dal diametro possiamo subito chiamare il valore del RAI, che sarà 0,09 mm, ma all'inizio scrivo questo valore in unità di misura del sistema internazionale, e dunque avremo 0,09 per 10 ai manco 3 metros, che si può anche scrivere come 9 per 10 ai manco 5 metros. Dopo sappiamo che il filo è collegato a un generatore di tensione e che questo generatore di tensione dà una differenza di potenziale e sulle estremità che accompagna a 1,2 volts. Dunque abbiamo un circuito elementare fatto in questa maniera, che abbiamo il nostro generatore di corrente e che abbiamo la resistenza del filo, le clamarin R grande. Allora abbiamo di cambiare il simbolo che rappresenta il RAI, il clamarin R picciolo. Questo è il RAI della sezione circolare del filo. Se ho chiarito questo circuito elementare, ovvio che in questo circuito elementare si può applicare la legge di Ohm, che ci dice che la differenza di potenziale fornita dal generatore e accompagna a intensità di corrente che passa per il nostro circuito moltiplicato per resistenza che ottiene dal nostro circuito. Dal momento che ho voluto chiamare I, l'intensità di corrente che passa per il filo di ramp, ciò che vendi fa è esplicitare in queste formule I, ovvero che I sarà accompagna a delta V dividuto R. Delta V lo conosciamo, ma R, resistenza dal filo, no. Dunque ho vinto di chiamare il valore della resistenza dal filo. Il nostro filo può essere rappresentato in queste maniere e la resistenza di questo filo può essere calcolata con la seconda legge di Ohm. La seconda legge di Ohm nos dice che la resistenza del filo è accompagna alla resistività del materiale moltiplicata per lunghezza
dal fil e dividude peare de sezioni dal fil. Dans nostre cas la sezione dal fil è una sezione circolare. Dal momento che il nostro fil le fa di ramp, dal nostro caso questa sarà la resistività dal ramp, che ho già veduti e si compagna a 1,7 per dire manco il voto in unità di misura del sistema internazionale, e questo valore lo viene chiamato in te tabelle di resistività che ieri date all'inizio dei nostri esercizi. Possiamo allora calcolare la resistenza dal fil. La resistenza dal fil sarà data da resistività dal ramp, che è 1,6 per dire manco il voto, moltiplicata per lunghezza del fil, che è 0,92, sempre in unità di misura dal sistema internazionale, dividuta per aree di sezione circolare. Le aree di sezione circolare, naturalmente, si può calcolare con la formula che ci dice le aree di un cerchio, che è π per il RAI elevato a secondo. Dunque, ho doppio come valore approssimato per π 3,14 e ho la ringa moltiplicare per RAI, che è 9 per 10 ai manco il 5, 9 per 10 ai manco il 5, elevato a secondo. Dal momento che viene sempre dopperato unità di misura del sistema internazionale, il nostro risultato sarà scritto in unità di misura del sistema internazionale che corrisponde a resistenza. Questa unità di misura è l'O. Come possiamo fare un paio di calcoli e il risultato sarà 0,62 ohm. A questo punto viene in mano la resistenza del fil e io posso calcolare l'intensità di corrente che passa al fil, doppando queste formule. Dunque I sarà compagno a delta V dividuto R. Delta V ho vendito che al val 1,2, R al val 0,62, ho dopperato sempre unità di misura del sistema internazionale e dunque chi ovarin amperes. Il risultato è compagno a circa 1,935 amperes, come ho vendi scrive il risultato doppando il numero giusto di cifre significativi, so vediamo che le informazioni che vengono sono date con due cifre significative. Dunque, torneremo a scrivere questo risultato con due cifre significative e il risultato è compagno a 1,9 amperes. Bene, per questi esercizi alle DUT, grazie per la vostra attenzione e mandi.